Buonasera a tutti. Terza puntata di Ricanta Napoli, terzo tricolore nella città di Napoli. Siamo tutti contenti. Una buonasera da Umberto Russo. Napoli campione d'Italia dopo 33 anni. Siamo veramente una gioia infinita per tutti noi napoletani che aspettavamo da anni un traguardo del genere. Noi eravamo primi da parecchio, ma veramente da parecchio, però siamo sempre stati primi nella canzone napoletana. Questo ce ne devono dare atto un po' tutti. Passo subito a presentare il mio compagno di viaggio, la Treccani parlante della canzone napoletana, Federico Pacalebre. Io lascio perdere i cani, Malpre stavolta ti è venuto bene. Noi ricominciamo da 3 e poi la settimana prossima ricominceremo da 4, quindi l'anno prossimo fatevi i calcoli vostri. Da cosa ricominceremo? Entriamo subito nel vivo della trasmissione. Questa sera, come dicevo poco fa, è il nostro terzo appuntamento. Abbiamo ospitato nella prima puntata Andrea Sannino, che ha presentato qui in anteprima nazionale in esclusiva Mosaico, parte prima, il suo nuovo lavoro discografico. La scorsa settimana un omaggio a Mister Scapricciatiello, al grande Aurelio Fierro, a 100 anni dalla sua nascita. Ma stasera non me ne voglia nessuno, sono talmente emozionato che non so se riuscirò a leggere 90 minuti. Prima di partire subito con i protagonisti di questa sera, direi di guardarci questa scheda. Siccome sola non si può negare. Nella triade profana della sceneggiata, Is, Esse o Malamente, Mario Merola era Is e tutti gli altri erano nessuno. Nel piccolo mondo antico di Cantanapoli era il camallo venuto da Sant'Erasmo, fora marino, il figlio di un ciabattino di famiglia poverissima, stopper dei pulcini del Napoli, che cantava come i neri delle piantagioni di cotone per avvertire di meno il peso della fatica. Ma cantava troppo bene, la sua ugola era troppo carnale, ricca e profonda, e lui amava troppo la canzone napoletana per non finire su un palcoscenico. Per divenire protagonista nella stagione in cui moriva la canzone napoletana, morivano i festival e tramontava la centralità della melodia verace. Lui e pochissimi altri provarono a invertire la rotta, tra canzoni grumi di sangue e appunto il revival della sceneggiata. Aveva davvero l'oro in bocca, e il suo canto appassionato, antico, oscuro valeva davvero tanto. Nella mia vita mi sarò fumato almeno 40 miliardi di vecchie lire, confessava parlando della sua passione per il gioco, pari solo a quella per il cibo e per Libero Bovio. A denocchia te vasamo stimman, nel canto del contadino zappatore che si introduce nel salotto del figlio arricchito ed imborghesito per richiamarlo al capezzale della madre morente, c'è tutta la vita e l'arte del signore della sceneggiata. Per i maligni aveva solo un'espressione, come Clint Eastwood peraltro. Per Carmelo Bene era il più grande attore contemporaneo. Voce di una Napoli pasoliniana che s'ostinava a resistere alla storia, alla globalizzazione avanzante e imperante, è diventato un cartone animato di Avulone. Roberta Turre l'ha fatto uscire cantando da un Vesuvio, Roberto Di Simone l'ha voluto in scena. Artisti d'avanguardia come Hugo Reis lo hanno scelto come canone di riferimento per lavorare sulla canzone partenopea. No, senza te fornisce Napoli, cantò il suo popolo il 12 novembre 2006, quando il re Zappatore se ne andò. E non era una sceneggiata quando il suo amico Michele Riemma, detto San Vincent, ed è facile capire perché, giocò una mano di Chemin de Fer col morto sulla sua bara. Inutile dire che vinse Mario. Amici di CRC, a Ricanta Napoli c'è Francesco Merola. Buonasera a te, buonasera al direttore Federico, che per me è un grande. Mi ha emozionato perché queste immagini io non le conoscevo, perché ero bambino oppure non ero nato proprio. Ma io ho scelto Pacalebre soprattutto per l'archivio di Pacalebre. Hai scelto la cultura, volevo dire che sono emozionato perché una trasmissione così veramente si dovrebbero fare spesso. Grazie a voi che fate questo per tutta questa gente. La nostra idea era proprio questa, quello che c'era un vulnus, mancava proprio un programma del genere. Abbiamo cercato di farlo e di entrare nelle case di tutto il mondo, perché ci seguono sulla nostra piattaforma CRC, che in FM siamo in tutta la Campania, ma in DAB dovunque, sulle nostre pagine social, sul canale 188 del digitale terrestre. Però Francesco, prima di lasciare la parola a Federico, queste mani
io avrei pagato per farmi dare un pacchera a tuo padre. Guarda, stavo pensando la stessa cosa, quanta pacchera volessimo ancora a papà io. Per la prima volta un figlio che piange gli schiaffi di un padre, io volessi tutti io un ancora, mi manca da morire. Io custodisco gelosamente, proprio come dei cimeli, delle foto con il tuo papà, e per me sono veramente qualcosa di straordinario. Ma ora entriamo nel merito. Federico, dai, comincia tu. In quella scheda c'è la sceneggiata e Roberto De Simone. C'è il racconto degli ultimi anni del Festival di Napoli e della scoperta di Mario Merola da parte della cosiddetta cultura alta. Io ricordo che prima ancora che tutto questo succedesse, di aver visto uno spettacolo di Mario, credo che fosse il Festival di Benevento, si chiamava La Luna e i Coltelli. Un solo occhio di bue puntato su di lui, l'orchestra e alle sue spalle i film muti napoletani. Mi piacerebbe tanto che i miei figli, che i ragazzi di Napoli potessero vedere la potenza espressiva di quello spettacolo. L'arte di Mario Merola è arte davvero popolare, è arte davvero napoletana, ed è un'arte presa su un crinale, quella della transizione. Con i festival stava morendo la vecchia stagione del Festival di Napoli, ma Mario aveva un'ugola che veniva dal passato, era nato così, non è che se l'è studiata al conservatorio, portava dentro un sapore resistente ed è riuscito a prolungare ai giorni nostri quella lezione, permettendo che qualcosa di nuovo si innestasse senza buttare il vecchio. Il revival della sceneggiata, le canzoni che l'hanno fatto famoso. Io poi sono arrivato all'usare la parola veteromelodico in contrapposizione con quella che avevo inventato per i neomelodici, perché c'era nell'aria qualcosa di nuovo, anzi d'antico, per dirla col poeta. E c'è una cosa straordinaria che ho imparato col tempo, che quella lezione Francesco l'ha bevuta col biberon, o con pesce champagne, l'acqua e mare, o dopo con il vino, e io conservo le bottiglie di vino Mario Merola, io ho l'orologio, ho il pastorello, ho il mio piccolo altarino personale, e Francesco nel suo canto, nella sua voce, nella sua fisicità, nel muovere le mani di cui parlava prima Umberto, ma anche in momenti in cui arriccia il naso o il mento, ci ricorda Mario con la consapevolezza di essere altro artista e di essere altra cosa, di star disegnando una carriera in quel solco e in un altro solco, di cantare le canzoni del padre, ma anche le sue canzoni e la sua carriera. Recentemente ci siamo fatti una crociera Merola insieme, Bella avventura, una bella cosa. e ho spiato proprio alcune cose che mi piace molto sapere che posso avere ancora, e credo che questo programma serva a condividerle con voi. Francesco, quando è che hai fatto pace con il fatto di dover cantare papà? Quando è che ti sei deciso? Quando è che ti è pesato di meno questo fardello, questo compito? Sai, giuramento che ho fatto a mio padre mi ha, a differenza sua, mio padre non ha studiato, incredibilmente, è tutto opera di Dio, mentre a me mi ha fatto studiare, perché dicevi che non ci fatti li fai tu. Ho studiato all'epoca con un maestro Dino Fiorentino, poi sono passato col grande Vincenzo Campagnoli e poi sono andato da solo. Però io, questo dico io, è un giuramento che ho fatto a mio padre, ma no, perché un altro Mario Merola non potrà mai esistere. L'ho sempre detto in ogni intervista. Ma esisterà un ricordo che un figlio ha diritto, anche se è un'arma a doppio taglio. Però io porterò in onore sempre avanti il cognome Merola nei suoi ricordi. Canterò anche le mie canzoni, però sappiate che dove vado, mi ci canta Patato. E così, questa è la responsabilità che ha ogni figlio d'arte. Ripeto, non sarò mai un nuovo Mario Merola, ma sarò un Merola che porterà la canzone di Mario Merola sempre in avanti. Mario diceva, tra tanti Merolini l'unico Merolone è Francesco. Sì. Ha una voce scura, ha un eco, ma d'altronde è vissuto lì. Tutto quello che gli altri hanno dovuto studiare, lui l'ha imparata in maniera naturale. E allora, siccome è così, e siccome è meglio cantarle le cose che Fai cantare? ti faccio cantare, iniziando da
L'autore preferito da tuo padre, che era Libero Bovio. Siamo in una canzone del 1924. Libero Bovio era convinto, l'abbiamo già detto, che nelle canzoni dovesse esserci un fatto. Questa è una delle canzoni più fintamente spaccone della canzone napoletana. Qui di Guapparia ce n'è veramente poco. C'è un uomo che spantega d'amore e alla fine si fa ridere addosso, e a noi la tenerezza della canzone napoletana maschilista smascherata ci fa un piacere tremendo. Era uno dei cavalli di battaglia di Re Mario e uno dei cavalli di battaglia di Francesco Merola. A Ricanta Napoli, Francesco Merola e Marco Zurzolo, Guapparia. Scetate ma voglio male e adesso cosa sai stasera mi sono innamorato di Margherita la femmina più bella era infrascata ma ci portato capo con sfizia e mi fa sentire cantare ma ci ho bevuto un bicchiere vino perché stanotte la gente si scetate va voglio e ma la vita è suonata. Suonate giovino, buttate in mano. Non va per te cazzo che buone voi. Io mi fide canta fine di mano e metto in croce a chi mamma perché non faccio a tempo mandolino e la chitarra non si fa sentire ma come gnagna tutto concertino a dove avesse a gnagna solino gnagna sti guaglioni La musica era di Rodolfo Falvo, Guapparia, e come ci piace fare in questa trasmissione, come a me piace fare da sempre, non è che ci siano molti limiti tra la canzone napoletana classica e la canzone moderna, tra Mario Merola, Francesco Merola e Marco Zurzolo. Chi sa suonare suona, chi non sa suonare se ne stessa a casa, Marco. No, io sono un cultore. Innanzitutto sono veramente molto felice che mi hai invitato a questo terzo appuntamento della canzone napoletana, perché sono affascinato da sempre da personaggi come Mario Merola. Mi è piaciuto moltissimo quello che dice Francesco, veramente il rapporto, il rispetto che ha per il papà, pur conservando quella linea tradizionale del padre, riesce a essere personale, che è una roba non facile, perché sai, quando tu sei figlio d'arte è complicato liberarsi di quella grandezza, perché poi lui per me è come il mio studio di musicista, come Charlie Parker, come Miles Davis, John Coltrane. C'era anche Mario Merola. C'era dentro Mario Merola per il suo modo di cantare, perché aveva quel modo originale che ti riporta nella nostra città.
la potenza della nostra città, la nostra cultura mi ha fatto vincere nei festival importanti come Montreal. Quando sono arrivato a Montreal, se avessi fatto Charlie Parker o John Coltrane, non sarei stato nulla. Alle prime note di Raffaele Viviani, alle prime note della mia musica, che poi è la musica di questa città, ho vinto in qualche modo. Quando ho conosciuto Marco, che era un ragazzino ero pure io, quindi è inutile basare, quindi Abbiamo la stessa età. abbiamo la stessa età. Quindi mi ha consegnato una cassetta, io naturalmente la conservo, di quartetti di tanghi napoletani. Certo. Perché già dall'epoca iniziava a lavorare sospeso, erano gli anni del Neapolitan Power, il fratello Rino, ma ne parleremo dopo, era una delle colonne del gruppo di Pino Daniele, iniziava a lavorare in un'ulteriore contaminazione, commistione di quella che era la nostra tradizione e di quella che era la musica che c'era arrivata da oltreoceano. L'ha fatto magnificamente, ha incontrato il suono delle bande napoletane con un disco bellissimo, fino a oggi a raccontare questa cosa in un libro. Lui c'ha la maglietta addosso che si chiama I napoletani non sono romantici, poi ci spiegherà perché, e contaminando appunto le tradizioni di Napoli, che non ne ha una sola, con il jazz e soprattutto il suo straordinario sassofono. Francesco, ma che spazi ci sono per cantare? No, abbiamo visto alcune di quelle immagini di Mario all'inizio, erano negli studi televisivi, erano in giro per il mondo. La sceneggiata, no? La sceneggiata, poi ci dicono anche che i festeggiamenti dello scudetto sono la sceneggiata, e noi ne faremo un sacco di sceneggiate di questo tipo. Abbiamo già detto che la sceneggiata nasce per comodità. Il regime fascista mette una tassa e gli artisti napoletani stabiliscono che allora invece di fare teatro fanno canzone e si inventano questa cosa. C'era una canzone che tuo padre voleva alla fine realizzare ancora come sceneggiata, che era Lourdes Mo Emigrante, che era una canzone di emigrazione in cui lui, che aveva cantato che aveva cantato il dolore dell'emigrante napoletano in Lacrime napoletane, si metteva dall'altra parte, diceva: noi napoletani non possiamo essere razzisti. Di fronte, io che sono stato l'ultimo emigrante, nel vedere quei barconi, e all'epoca non erano ancora drammatici come quelli di adesso, non possiamo che correre in soccorso. D'altronde era un portuale, sapeva che il dovere degli uomini di mare era quello dell'accoglienza. Ma che spazio c'è ancora per la sceneggiata? Tu che sei stato l'ultimo sceneggiato. Sai, la sceneggiata da quando papà è andato via è stata un poco accantonata, però grazie a Nino D'Angelo tanti anni fa, circa 4-5 anni fa mi sembra, mi ha voluto in Zappatore. In Zappatore, sai che Zappatore per me è Mario Merolo. Per tutti. E però lui disse una cosa che mi ha fatto subito dire sì. Disse: ma Nino, come faccio a fare Mario Merolo a Zappatore? Lui disse: se non lo fai tu non può fare nessuno, a te ti possono dire tutte cose, tu sei un figlio. E quella è stata la cosa che mi ha spronato a fare Zappatore. Poi con Marisa Laurito abbiamo fatto l'anno scorso la Guapparia, abbiamo fatto... Devo dire la verità, e la gente vuole la sceneggiata, bisogna farla solo bene. Il mio sogno è portarla in tutta l'Italia come mio padre, in tutto il mondo, perché poi facciamo, a me non mi piace fare solo Napoli, perché poi a Milano, a Torino ci stanno anche in meridionale quella gente che desiderano della sceneggiata. E allora io spero che da qui, da te e da voi, che dobbiamo lottare per farti tornare la sceneggiata, perché la sceneggiata è la realtà, è la cultura napoletana. Ma poi è uno spettacolo di grande tradizione, è giustissimo che ci sia, che rimane, magari trovando anche, come fa Federico, di trovare degli delle giuste contaminazioni. Anche se deve essere interessante. Scusi maestro, io volevo dire anche, per esempio, Federico secondo me è l'unico che può dirigere il Festival di Napoli. Ma quello sarebbe bellissimo. La butto così, Ma no, perché lo voglio bene, è un grande... Quella è un'altra roba che ci ha portato via. Il Festival di Napoli era in realtà il Festival di Sanremo all'inizio. E poi si sono pigliati. In realtà dovrebbe ritornare... Ma là stanno a €1.000.000 e a casa 100.000. No, ma allora bisogna vedere, bisogna fare un festival. Io credo che Federico sia la persona giusta per poterlo fare. Lotto per questo, glielo sto dicendo da una vita, è l'unico che può fare. Da questa vertenza quello che so di sicuro è che noi oggi abbiamo di nuovo una centralità canora, perché le 5 date sold out di Gigi D'Alessio in Piazza del Plebiscito con la differita su Rai 1, le 5 date, non mi ricordo più quante sono, e sold out di
liberato in piazza del plebiscito, Geolier e tantissime altre non cose. dimenticare tutti i sold out che fanno al Palaparteno per I ragazzini i facciamo numeri, non è che... L'accoglienza che Francesco ha avuto da Serena Bortone in televisione, oppure le colonne sonore di Marco Zurzolo. C'è una cosa, forse oggi finalmente possiamo non contrapporre Mario Merola ai 99 posti. Io non li ho mai contrapposti. Sono sempre stato convinto che ci fosse spazio per Bovio e per Pino Daniele. C'è chi ha fischiato Pino Daniele quando è arrivato, c'è chi ha fischiato i 99 posti quando sono arrivati, c'è ancora chi non è convinto che Geolier sia un talentone. Però sapete come cantava Guccini? Guccini diceva: bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà. Allora scegliamo in tempo e scegliamo per esempio di chiedere a Marco Zurzolo di mettere la mano su Indifferentemente, capolavoro di Martucci Mazzocco, 1963 credo. Lo conosciamo cesellato da voci importantissime. Mario Trevi continua a portarla in giro a 82 anni. Salutiamo, ma che quando ci fu il Festival di Napoli non vinse un pezzo che si chiamava Yam. Però in pratica quel pezzo poi è diventato talmente famoso che ha avuto più successo del pezzo stesso. gli arrivi secondi. Assolutamente. Voi considerate che O Sole Mio arrivò seconda. Nel 1898 vinse una canzone che si chiamava Napoli è bello, perché all'epoca anche la città doveva essere maschile. A noi che ci piace la città femminile ci piace inseminarla e ingravidarla con altre declinazioni. E per una volta a Ricanta Napoli non canta nessuno, o meglio canta il sassofono di Marco Zurzolo, al pianoforte il maestro Pino Tafuto. Abbiamo ascoltato il magnifico suono del sassofono del maestro Marco Zurzolo, che ringraziamo. Veramente volevo ringraziarlo di cuore, grazie.
ritorno da te, Francesco. Poi prima stavamo parlando dei festival di Napoli, anche il tuo papà non ne ha vinti nessuno di festival di Napoli, però abbracciami, 100 appuntamenti, 100 catene, sono tutti brani di successo. Poi il festival di Napoli l'ha vinto nel 2001 con te, con l'Ultimo Emigrante. L'unico festival l'ha vinto, mi penso un po' il signore che mi ha donato questa cosa che mi ha fatto vincere con mio padre. E prima facevi cenno a Nino D'Angelo, che grazie a lui tu hai riportato la sceneggiata. Però grazie a lui hai anche conosciuto una persona che poi è diventata tua moglie ed è qui con noi, Marianna Mercurio. Ciao, buonasera, grazie per l'invito, grazie. Poi è una grande attrice, perché prima di me già lei lavorava, ha fatto sculisti, dopo. Grazie, diciamo che da quel giorno non abbiamo fatto finta, ma come ha detto Nino abbiamo fatto sul serio, e quindi eccoci qua e lo ringraziamo sempre. Galeotta fu la sceneggiata, oddio, io stavo in platea e voi stavate ciucciuliando. E dopo lo spettacolo abbiamo iniziato a frequentarci e ci siamo mancati, se così vogliamo dire. Sì, era un periodo anche che la mamma stava poco bene. Lui mi seguiva in clinica perché diceva che poi io me ne scappavo, e invece poi ha scoperto che non avevo il compagno, ma me ne andavo a dormire in clinica. E lui venne da mia madre, che poi mia mamma disse: oh, sta venendo figlio Mario Merel. Si alzò dal letto, che mamma non camminava più, in quel periodo la fecero. Sai, la pedina. Insomma, si mise a cantare con lui. Vabbè, insomma, mi ha fatto perdere la testa. Era una sceneggiata a tutti i costi, pure al di fuori. Come si vede, questa è una puntata dedicata alle famiglie d'arte, i Merola, gli Zurzolo. La famiglia Merola in ogni senso era una famiglia allargata, non solo perché le porte di casa erano sempre aperte e Mario accoglieva chiunque, ma perché Mario era un particolarissimo talent scout, era un numero uno che non aveva paura di scommettere su altri numeri uno. L'ha fatto con Nino D'Angelo, l'ha fatto con un giovanissimo Massimo Ranieri che si faceva prima ancora che fosse Gianni Rock, l'ha fatto con Gigi D'Alessio. Sì, papà intuiva, sai, Federico intuiva, proprio aveva l'odore, che diceva: secondo me questo può emergere un talento. E questi nomi ho i fatti a casa, fotografie, ma lo dicono anche loro, lo dicono da voi. E abbiamo dei grandi come Massimo Ranieri, Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo. E poi lui non sopportava il litigio tra gli artisti, lui aveva grandissimo rispetto per gli artisti, anche per qualche rivale, diciamo. Guarda, papà voleva la pace. Ha fatto fa pace a D'Angelo e D'Alessio, anche durante quegli anni dove c'era un po', diciamo, di astio tra i due, al matrimonio credo di tuo fratello Roberto, quando all'uno disse: no, non ti preoccupare, vieni, l'altro non c'è. Bene. A D'Angelo disse: ho studiato parecchio Merola. All'altro disse: no, vabbè, vengo, però basta che non c'è. D'Alessio poi li ha fatti cantare a tutti e due mente e cuore, uno al piano e l'altro alla voce. Sì, mi ricordo pure una cosa molto bella. Approfittiamo di Marianna, che è attrice, è cantante, anche con lei abbiamo avuto questa avventura della crociera Merola, ricca di sorprese, di scoperte. È stato molto bello. C'era nel pubblico, c'era qualcuno che ne sapeva persino più di noi. Bravo. Ci correggevano: no, ma questo no, era 62 invece che... L'anno prossimo ci vogliono 8 volte, perciò preparati. Siamo pronti. Ti dà la dimensione di quanto è stato amato Merola, e quella sua frase che io ricordo sempre, disse: non voglio rimanere nella storia di Napoli, ma nei ricordi di Napoli. Lui ci è rimasto sia nella storia che nei ricordi. Questa frase anche a me ogni tanto mi piace. E negli striscioni per lo scudetto abbiamo visto spuntare la faccia di Mario. Io mi sono emozionato nel Vasto, che ringrazio a tutte le persone del Vasto. Ho visto mio padre tra Troisi, Edoardo De Filippo, Totò, Pino Daniele. Cioè, voglio dire, stiamo parlando della storia. Anche a Mergellina hanno messo uno striscione dedicato a mio padre. Devo dire grazie Napoli, grazie veramente di tutto questo affetto e nei ricordi di mio padre. Lo striscione a Mergellina dice: Pino Daniele e Massimo Troisi non s'erano affacciata a Coppo Paravis. Mario Merola ha chiamato a Carosone e ha detto: avvisala e Guaglione. Qui questa è una frase che l'ha scritta Vincenzo D'Agostino. Sì, a Napoli è campione. Hanno chiamato proprio a loro. Hanno chiamato, sì, c'è scritto la firma laterale, c'è Vincenzo D'Agostino laterale, e praticamente pensa un po', D'Agostino me l'ha fatto prima, ha detto: ti piace questa frase per tuo padre? Mamma mia, che hai combinato. E allora Napoli ricorda, Napoli ha memoria, ma Napoli va anche avanti. E allora iniziamo a coinvolgere Marianna nel nostro
Nel nostro show il talk va avanti, ma le canzoni meritano più delle nostre chiacchiere, sicuramente più delle mie. E iniziamo da una poesia di Gennaro Carrano che è sul pianoforte A casa loro, sì. a Casa Merola. A Casa Merola, sì. E come direbbe Giovanotto, buttate in mano perché c'è il maestro Enzo Pascarella come giovanotto ad accompagnare Marianna. Mario Merola se ne aiuta, ma non ci ha abbandonato. Infatti ci ha lasciato canzone e sceneggiata. Si avevamo teatro o avevamo una festa, sempre volta a volta per pigliare il meglio posto. Ma ognuno di noi non ha da più parlare, perché il maestro Merola mo sa da riposare. La scaletta è dettata perché questa è una poesia dedicata a tuo padre. Tu a un certo punto hai cantato una canzone che a tuo padre non solo era dedicata, ma come devo dire, gliela cantavi con la voce, con gli occhi, con le mani, la cantavi a lui. Sì, una canzone che l'ho cantata alle 4 di notte, pensa un po', di Vincenzo D'Agostino e Franco Desiré, e mi è uscita una voce che secondo me non mi uscirà mai più sul disco, però ci provo qua davanti a te, davanti a questo stupendo pubblico. A Ricanta Napoli, la dedica speciale di Francesco al suo papà. Parla con me. Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quante cose sono cagnate senza te. Che ne guarda una fotografia, forse fanno pure frate miei, mi parla con te così, non mi piace più. Quando c'è setta ammattava la e ricordo all'improvviso mi distrugge. Io non capisco perché quando viene rindeso non parla con me, ma accarezza solamente e scompare da niente. Cerco per me sa Gesù, se stanotte quando viene ti fa stare orecchio, due parole e un sorriso e poi torna in paradiso e accontenta pure a me. Quanta volta che la giacca tua pure se non era taglia mia, la gemise per sentire il profumo di te. Papà, o mantello zappatore, pianoforte, sono convinto che tu torni alla parte. Io non capisco perché quando viene rindeso non parla con me, ma accarezza solamente e scompare da niente. Cerco per me sa Gesù, si stanotte quando viene ti fa stare orecchio, due parole e un sorriso e poi torna in paradiso e accontenta pure a me. Io non capisco. Voglio ma può partire, ma raccomando si vai lontano, la cartolina non da scordare. E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con Totò, Pino Danilo, Massimo Troisi, Renato Caratone. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma, ma se io vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli non ti scordo mai.
Allora, non solo Merola, non solo Zurzolo, una delle nostre rubriche fisse si chiama Gli indimenticabili dimenticati, perché è vero che Napoli ha memoria, ma è anche vero che la città che conta, quella che presume di contare, troppo spesso dimentica. Nelle scorse settimane, per esempio la settimana scorsa abbiamo parlato di Giulietta Sacco, io, Mario Merola e Giulietta Sacco me li guardavo anche quando andavano nei programmi di vendita dei mobili, anzi era l'unico momento in cui li potevo vedere, almeno Giulietta, perché Mario in giro lo vedevo, ma Giulietta no. Questa volta invece parliamo di un artista che la fama probabilmente non l'ha raggiunta, ma la meritava, se n'è andato da poco, era un amico, era uno che ha avuto l'unico torto di essere praticamente coetaneo di Pino Daniele e di Enzo Gragnaniello, di nascere negli stessi vicoli, e noi lo ricordiamo. Alan Wurzburger. Stronzo che hai fatto, che credo da tutto quello che hanno detto. Alan Giovanni Wurzburger cantava come viveva, senza finzioni, senza reti di salvataggio, senza voglia né tempo di rifinire e imbellettare le sue giornate e le sue canzoni. Se n'è andato il 12 febbraio scorso, proprio quando qualcuno aveva deciso di raccontare la sua vita spericolata in un docufilm. Luca Lanzano aveva lanciato una campagna di crowdfunding per realizzarlo. Napoletano Doc, aveva 68 anni e aveva mosso i primi passi nella canzone nello stesso periodo di Pino Daniele e Enzo Gragnaniello. Talenti ingombranti. In quegli anni 70 aveva formato i Piazza Dante con Giovanni Guarracino, Nicolà Napolitano e Paolo Avolio. Aveva fatto da supporter a Incredible String Band, PFM e Garibaldi. Poi aveva preso coraggio e, nascondendosi dietro la chitarra e l'immancabile sigaretta, si era fatto cantautore. 4 dischi, il primo del 1944 con il suo nome per titolo, l'EP Spingole del 1997, il francese Amour Amer del 2002 e l'ultimo, Mi fermo a guardare la luna, del 2018, raccontano l'arte senza compromessi di questo ex scugnizzo, discendente di un diplomatico austriaco e di un'acquafrescaia partenopea. Nella sua canzone Blues e Fron, jazz vintage e flamenco andaluso, echi Paolo Contiani e nomadismo mittel mediterraneo, rabbia, amore, tutto da bere in un sol sorso come bicchieri di whisky che ti offrivano i suoi locali. Areta Palma in piazza Santa Maria la Nova o Buco Pertuso in via Paladino, prima di scegliere la Puglia come Buen Retiro. Figlio della nuova Napoli anni 70, tradita nei sogni, Wurzburger non cercava metafore per esprimere il mal di vivere che si portava dentro, né aveva paura di scaricarlo sui suoi ascoltatori, anche a costo di essere sgradevole, antiestetico, disturbante. Guagliò, Siavet mon ami, dedicata, si fa per dire, a Berlusconi. In questo mondo di Quark, Amour Amer, le provocazioni di Osama per gli amici Sasà, e di Napoli non è, la rabbia che esplodeva in Vittorio, ogni riferimento a Sgarbi è voluto, e la traduzione partenopea di Un giudice di De André erano i salvagenti che gettava agli amici, dal vivo o su disco. Speriamo Luca Lanzano riesca a realizzare davvero il docufilm su di lui. Solo gli stupidi non ricordano. Era il nostro omaggio ad Alan Wurzburger. Continua la nostra trasmissione, rientriamo qui in studio con Francesco Merola e Marianna Mercurio. Volevo chiedere a Marianna cosa ti ha fatto innamorare di Francesco, o c'è stata una canzone particolare del padre che ha ispirato questa canzone, che ha ispirato questa unione, credo, scusa. Guarda, mi sono innamorata di lui perché ha dei principi molto antichi, si può dire. È un tradizionalista. Io vengo da una famiglia di 10 figli, quindi comunque anche se sono una ragazza, insomma una donna moderna, però ho dei valori antichi, perché comunque i miei genitori erano già anziani quando sono cresciuta,
E in lui ho ritrovato, in lui, nella sua famiglia, cioè la sua famiglia è un po' come la mia non è la famiglia di Mario Merola, però è una famiglia numerosa. Papà era carrettiere, ma comunque teneva sta tavola sempre con tanta gente. Quindi io quando ho visto lui, la sua famiglia, insomma, come si comportava, oltre alla bellezza, perché era un bell'uomo, la verità. Dobbiamo dire che io poi ho saputo dopo una cosa molto bella. Insomma, mi sono innamorata anche di quello che c'è dentro, non solo Ho saputo che al funerale di mio padre, io non la conoscevo ancora, è venuto lei, suo padre. Vabbè, papà era malato di Merola e del resto noi tutti come famiglia, come figli di Napoli, perché noi comunque siamo una famiglia che è nata a Marano, ma ci sentiamo figli di Napoli. E mio padre era così malato di suo padre, ovviamente papà non ha visto il matrimonio, non sa neanche, però lo sanno dal cielo, che quando suo padre mancò mi disse: «Nenne a papà, tu dici o mi porto funerale Mario Merola o ci pigliamo collera». Mi sembra che è tutto scritto. E io dissi: guarda, con tutto il rispetto, ma io facevo scugnizia all'epoca, non ero molto inserita non avevo amicizia con loro, li conoscevo da lontano. Se non ho questo coraggio di portarti lì. Chiama Enzo Di Domenico al maestro, dice: «Maestro, abbiate pazienza», perché suo figlio lavorava in teatro insieme a me, «se mi potete portare al funerale perché mio padre sta troppo male». Mio padre con Rico ingessato, così, andò dai figli. Io in un angolo della chiesa, mio padre, faccia tosta, andò lì e fu l'uomo, è morto dopo 2 anni, ma con una felicità perché l'ho portato al funerale di Mario Merola. Pensate, lì dal cielo, lui e mia mamma, col fatto che sono sposato con lui. È un destino, direttore. È un destino. Però Io ricordo quel giorno vi abbiamo fatto vedere con delicatezza all'entrata quella scena della bara su cui Michele Sanvenzan gioca la mano di Chemin de Fer col morto. Anche quella, se è una sceneggiata, a noi quelle sceneggiate piacciono, è un omaggio a un amico, in questo caso di gioco. E c'ero anche al matrimonio, per cui mi è venuto in mente che un altro giovane su cui Mario Merola ha puntato, il giorno che loro si sono sposati, ha mandato quante rose? 500, Alessandro Siani. Grande Alessandro Siani. Però c'è un motivo che sta a Francesco. A un certo punto noi stavamo mangiando, fra un'esibizione e l'altra, entrata l'invasione di rose, ma tu puoi pensare quanto sono 500 rose. Ha avuto un giardino. Io già ne avevo avuto 100 da mio marito e lo ringrazio ancora, poi arrivarono 100 da altri amici. No, dillo tu perché, Alessandro. E soprattutto voglio dire che non avevate invitato Blanco. No, se no c'è Shrek. Però eri del rosa, no? Esatto. Sì, 500 rose perché lui ti scrisse una dedica, insomma era un modo per stare vicino, per essere presente al matrimonio. Che quando Mario ha festeggiato i 70 anni al Porto, chiamò sul palcoscenico un ancora poco noto Alessandro Siani. E Alessandro, per ringraziare Mario, gli disse: «Io prima o poi t'aggia fa una rosa». Allora quando gli ha scritto questa lettera ha detto: «Non sono riuscito a fargliela, ecco le rose». Io ti domando una cosa, cioè quella era la lettera che stava scritta, ce l'ho consegnata a casa. Cosa molto bella, grazie Alessandro. Poi è bello quando tutti si ricordano di quella magica parola che è riconoscenza. Penso che dovresti avere la folla fuori casa. 100 rose, ragazzi, veramente è un capolavoro. Grazie di cuore, Alessandro. E allora a Marianna questa volta chiediamo di fare la cantante. Paradiso e fuoco eterno, siamo in un pezzo di Tagliaferri e Murolo. Mario Merola ha legato la sua fortuna a canzoni come Chiamate Napoli 081, a canzoni scritte per lui, a canzoni di Bovio, ma poi è stato soprattutto un grandissimo interprete della tradizione napoletana, della canzone napoletana dell'epoca d'oro. Prima di ascoltare Paradiso e fuoco eterno, però, Marianna Mercurio ci reciterà anche una poesia del grande Raffaele Viviani dedicata a tutte le mamme del mondo. A mamma è nata cosa. Io cervello, la strada, suciata, l'armonia. E che le cacumanna la compagnia. Sta in capo capi casa, in un cappiello. Attorno te ne sempre un ruscello, a badare mille cose, fa Maria. E se non scappa per una malattia, va sciando sempre l'ago con rucchiella. A chi non punta, a chi non c'era storta, a chi non vasa, a chi non avvertimento. E se capisce la mamma quando è morta, quando non ci sta più sta scucciantona. Che pare che t'acciro ogni minuto, ma rompe un minuto ti perdona.
Non pare infame questa faccia di santa. Niente mi fai, mi infamità succente. Che solo il cuore mio ne può da conto. E dammi un veleno a tradimento. E fammi fa una morte ma non tante. E fammi fa una morte ma non tante. Amore, 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 paradiso e fuoco eterno, si veleno e calamita. Tu sia morte, tu sia vita, amore, amore. Ti voglio bene e ti a tempo stesso. E poi ti fa morire a fatturarsi. Ma poi maronna mia, se io vera fosse. Se fosse vera mamma, ma vasasse. Una botta sotto il cuore e m'acceresse. Una botta sotto il cuore e m'acceresse. Amore, 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 paradiso e fuoco eterno, si veleno e calamita. Tu sia morte, tu sia vita, amore, amore. Tu sia morte, tu sia vita, amore, amore. Un'altra delle nostre rubriche ci permette di farvi vedere qualche canzone napoletana nuova. Questa di verità nuova non è, perché è una canzone del 1956 firmata fra l'altro da due autori non così noti, Edilio Capotosti e Francesco Specchia. Si chiama Liziusella, l'hanno cantata in tanti: Sergio Bruni, Mauro Nardi, Claudio Villa, Peppino Brio, è di Napoli. Poi l'ha ripresa giusto un anno fa Caniolo Guercio. Caniolo Guercio negli anni '80 aveva un gruppo che si chiamava i Little Italy, erano un po' i Talking Heads napoletani, e negli ultimi anni da quel suono spezzato è passato a un compito da chansonnier postmoderno, a file voce, dice lui. Questa Maliziusella diventa Maliziusella un tourment d'amour, e trova, insieme alla voce di Caniolo Guercio, napoletano di Potenza o potentino di Napoli, eco nella voce della palestinese Dalal Suleiman e nel canto yiddish del grandissimo Monio Vadia. La canzone napoletana, come diceva Sergio Bruni, se la cacciate dalla porta, rientra dalla finestra. Maliziusella, ana hayatuka. Tu m'arrubo coro maliziusella. تجليني الجنون أنا جميلة بيطري الوردة Non dormiente d'amore. Non dormo più. Maliziusella, oui, je suis ta vie. Pour moi, tu meurs d'amour et de jalousie. Et j'y suis entrée doucement, doucement, mais oui, dans ton cœur. Habibi. Maliziusella, je suis capricciosa, gracieuse et parfumée comme une rose. Je sais que tu m'aimes et que tu essaies de me protéger. Anio hevotar. Maliziusella, la nuit des étoiles au-dessus de nous. Le ciel à voile. Nuit des baisers passionnés d'un amour qui nous rend fous. Un tourment d'amour. Hayatouna bi'adab hubbina, c'est une maladie qui nous détruit et nous fait souffrir. Un tourment d'amour. Une vie tourmentée par notre amour, c'est une maladie qui nous détruit et nous fait mourir. Maliziusella, tu sei la vita mia, per te amore e gelosia, e si trasuta chiaro, chiaro in tuo cuore. Maliziusella, tu fai la capricciosa, perché sei bella, più è una rosa, perché capite che hai voglia, bene sulla te. هو هذا الحب
c'est là-dessus ma vie. Non solo niente, d'amore, 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 merate tu. Meno male che fa soffrire. Io sono malato d'amore. Questo cuore malato, malato d'amore, d'amore, d'amore. Mi fai morire, aspettando una cariccia, sì. Par notre amour, c'est une maladie qui nous détruit et nous fait souffrir. حياتنا بعذاب وحبنا, c'est une maladie qui nous détruit et nous fait mourir. Un tourment d'amour, Un tourment d'amour, une vie tourmentée par notre amour, c'est une maladie qui nous détruit et nous fait mourir. Libby, Libby. Dopo aver ascoltato Maliziusella torniamo a parlare di Merola con Francesco e Marianna. Francesco, qualche settimana fa da Serena Bortone, oggi è un altro giorno, avete duettato con una bellissima canzone a mio avviso e essendo qui padrone di casa di questa trasmissione a fa pure qua. Ti ringrazio di cuore. Quindi ti chiedo di cantare Si più forte me. I Martucci, Colosimo Landi, era il fatidico 1968, Si più forte me, visto che voi volate il Festival di Napoli, cantano Francesco Merola e Marianna Mercurio, anzi Marianna Mercurio e Francesco Merola. Siccome io sola non si può negare, perciò si sempre tu, più forte me. Si tu, per me, si tu, Sogni, perciò stiamo a sentire più forte me, si tu. Se fatto più scemo, sto cuore per te, chi siamo perché? O solo quando cosce sai che fa? Che fa? Abbaglia per non farsi mai guardare. Già, proprio come fai tu con me, parole belle in quantità, per non lasciarmi tempo di parlare. Si tu, per me, si tu, perciò stiamo a sentire più forte me, si tu. Sei fatto più scemo, sto cuore per te, chi siamo perché? Siccome io sola non si può negare, perciò si sempre tu, più forte me. E allora, dicevamo che parliamo di famiglie, le famiglie della canzone napoletana, della musica napoletana. Marco viene da una famiglia di musicisti e a un certo punto ha deciso di rendere omaggio a suo fratello Rino. Sì. Rino è stato, oltre ad essere una persona straordinaria, ma è stato il motore della stagione del Neapolitan Power. Il suo contrabbasso cantava, era un legno cantante, ancor più del basso. Io devo dire che sì, assolutamente. Quando penso a Lazzari Felici, ossia sì. È una cosa. E tu a Rino hai a un certo punto dedicato un disco, hai dedicato un brano.
e che fra l'altro che mi pare che citi proprio Lazzari Felici dentro. Assolutamente, sì, ma è il brano che ho dedicato a Rino, no, Chitenomar. E Rino è stato per me un po' il motore di voler far musica, cioè io mi ricordo che quando ero ragazzino volevo essere come lui, mi piaceva molto, e poi l'idea che arrivavano a casa musicisti come Pino Daniele, quando Pino non era nessuno, Pino, oppure attori come Tonino Taiuti, Umberto Guarino che suonava la batteria, e mi ricordo che Pino quando voleva cantare tutti quanti dicevano no, ma canti, perché devi cantare, che canti a fare? Tu meglio che suoni la chitarra, non sei adatto. E lui ha avuto una tigna incredibile di portare avanti questa idea di voler cantare a tutti i costi. È diventato Pino. E Pino è diventato Pino grazie anche a dei musicisti forti come Rino, come Joe, come Gigi De Rienzo, che ha arrangiato un disco bellissimo che è nero a metà, James, che ancora oggi dice o sacca sanauritano su via. A me mi intenerisce perché lo adoro da questo punto di vista, perché lui non si guarda completamente attorno, voglio dire, lui è veramente stato l'iniziatore di tante cose in questa città. Vedete, in qualche modo la storia di Francesco, che ha preso la storia del padre da Mario in casa, assomiglia alla storia di Marco, che a un certo punto si trova lui più piccino, di qualche anno più piccino, che Rino, tanti all'epoca, sì, capito? perché quando sei piccolo pesano, si trova Rino e Pino che provano, che ne so, che provano un giorno, per dirvene un giorno arriva a casa Pino e bussa al citofono, che poi a Napoli è una cosa strana, perché quando bussa il citofono dici Maronna, ma chi è? Perché l'ufficiale giudiziario che si pigliava tutto così. Allora era Pino, sale Pino, noi eravamo ancora in pigiama. Pino imbraccia la chitarra e comincia a suonare gli accordi di Lazzari Felici. Gli accordi erano veramente, ti fanno fare pace con la vita, è una roba incredibile. Rino imbraccia il contrabbasso e fa il tema di Lazzari Felici. A quel punto mia mamma portava il caffè, mio padre mi guardava e diceva chi stai roba buona. Tanto passa su 900, passammo noi, passa puro vento. E Rino era anche mio vicino di casa. Ah sì. Rino era anche mio vicino di casa. E perché non vada nella rubrica degli indimenticabili dimenticati? Perché noi proviamo ad avere, Marco ha organizzato dei concerti, non in memoria, ma con le musiche di Rino. Certo. Perché Rino è stato uno straordinario contrabbassista, ma era un compositore oltre che un docente. Io mi ricordo un disco che si chiama Forlovado, vero? Forlovado ha dei temi bellissimi. Oggi tocca a Marco scrivere la musica per le colonne sonore del commissario Ricciardi, andarsene in giro con l'amico Maurizio Falcone, con Maurizio De Giovanni. Ormai lui dice siamo fratelli, perché all'epoca, mentre io stavo scrivendo le musiche per In punta di piedi, che è questo film che è andato molto bene, Rino si ammalò e quindi lui dice noi siamo fratelli, capito? Un po' come se avessi voluto prendere un po' il posto di Rino. Io personale ricordo quando una sera ti sei esibito al Gran Cono del Vesuvio. Sì, bellissimo. È uno dei momenti musicali. Quando ho suonato con Richard Galliano, oppure è stato proprio la presenza, no? Emiliano Jazz, sul cono del sì, è stata la prima volta che hanno dato la possibilità di poter fare una cosa molto, molto bella, Francesco, perché è vietato applaudire per non dar fastidio agli uccelli che nidificano lì, per cui tutto il pubblico applaude così nel silenzio al tramonto sul Gran Cono di Napoli. E dal Gran Cono di Napoli, da quel Gran Cono da cui tuo padre esce 2 volte, una volta nel film di Roberta Torre in cui esce da un Vesuvio e un'altra volta nel cartone animato in cui gli fanno fare la parte di Diavolone. Da quel cono del Vesuvio Marco Zurzolo, Pino Tafuto ci regalano questo omaggio a Rino Zurzolo.
E ora è arrivato uno dei momenti più belli, ma per le canzoni soprattutto, e per la canzone. E ora ascoltiamo un brano scritto da Libero Bovio e musicato da Bon Giovanni, se non vado errato, che è Lacrime napoletane, che è la canzone per eccellenza, per antonomasia di tutti gli emigranti. La grandezza di Merola è stata anche questo, non solo riportare la sceneggiata che era tipica di e aveva una visione tutta regionale, ma farla sconfinare in Italia e nel mondo. Lo stesso fece con questa canzone, facendola diventare prima un brano di successo e poi un grande film che credo che tutti abbiamo visto. Francesco Merola, Lacrime napoletane. Ma avete scritto a Santo Lillo Yamma? Chi l'ha lasciata e sta lontana ancora. Tu faccia di si figlio con la mamma. Facete la tornare che la signora. Io no, non torno ma ne resto fuori. E resto affaticato per tutto quanto. Io caccio perso patria, caccio no. Sono carne macello ma sono emigrante e ce ne costa lacrime s'America per noi napoletani per noi che ci chiamiamo oceane Napoli come amara E allora siamo nel mare dei classicissimi e la chiusura non poteva essere che con la canzone che Mario Merola ha fatto sua. Era del 1928, ancora Libero Bovio, questa volta la musica era Ferdinando Albano, l'aveva lanciata il mitologico Gennaro Pasquariello e Merola l'ha indossata con quel mantello, con quel fazzoletto e l'ha portata fino a consegnarla a Francesco. Un tempo a Posillipo c'era un ristorante intitolato a Mario Merola e all'entrata sotto una teca c'era il mantello di Zappadore. Io ci passavo attorno perché non riuscivo a passarci sopra, anche se c'era un vetro che la proteggeva. E poi tu Ce l'abbiamo ancora. Ma tu l'hai indossata, quello che indossi Teatro, sì. in teatro, Solo nel teatro. quello là originale, il mantello originale. Abbiamo a casa in presente. Ignoranza, ma una strada dedicata a Mario Merola c'è? Questo mi hai aperto un tasto che io sto lottando da tempo, ma Perché però mi hanno promesso criminali di guerra dalla nostra città e magari a Piazza Garibaldi, Piazza Mario Prima lui ha detto una frase bella di papà. La vuoi ripetere quella frase che mi ha detto? Non voglio restare nella storia di Napoli, ma nei ricordi di Napoli. Poi diceva tutto già questa frase. La disse da Marzullo, se non vado errato. Strade per la strada per Merola ancora non c'è. Le strade che portano il nome di Murolo, Bruni, Carosone sono piccine e nascoste. La strada che si chiama Pino Daniele per fortuna è vicino a casa sua e quindi va bene. A Roma c'è anche per Mario Abate. Credo che c'è anche per Nunzio Gallo, però dice lui, sono delle cose che a me piacerebbe immaginare che come ci sono le strade dei pittori che si incrociano con le strade dei drammaturghi, ma che si possano incontrare le strade di Cantanapoli e mi piacerebbe anche pensare che prima o poi qualcuno si ricordi del quadrato degli uomini illustri, in cui tanti uomini illustri non possono entrare. Mario credo che sia a Roma, Renato Carosone è a Roma, perché non c'è spazio. E la memoria si fa anche così, ce l'aveva insegnato Foscolo, credo. La memoria si fa anche con le urne, ma basta con i problemi perché abbiamo le canzoni. Un'ultima canzone da cantare. Una celeberrima canzone, una storia, diciamo così.
Io poi volevo ringraziare te, volevo ringraziare voi che mi avete invitato oggi nella cultura napoletana. Ripeto, stare qui vicino ai grandi maestri come mio amico Marco Zurzolo, per me è stato un onore stare qui, e quando si parla della vera musica napoletana per me è veramente da brividi, perché vedere queste storie, prima Marco parlava di Pino Daniele, questi avvenimenti per me mi hanno fatto molto emozionare. Grazie veramente. Grazie a voi, però non siamo noi che ti portiamo nella cultura. È papà, è quella foto che abbiamo visto all'entrata con Roberto De Simone. Il maestro De Simone non ha mai sbagliato nel riconoscere una voce, non ha mai sbagliato neanche nel resto. Credo che anche tu abbia lavorato con Roberto. E quindi vedete come si tratta semplicemente di fare quello che gli altri non hanno il coraggio di fare. Unire invece di dividere, scegliendo naturalmente, perché se uno sceglie il numero 1 o se sceglie il numero 37 della lista non è la stessa cosa. Francesco Merola con il maestro Marco Zurzolo e il maestro Vincenzo Pascarella cantano la celeberrima Zappatore. E noi chiudiamo qui perché dopo a Denocchio e Vasa Mastimana non ci sono bis, non ci sono altre parole. Grazie a voi e viva la canzone napoletana. Questa sera 90 minuti di pura passione per me. Il suo papà avrebbe detto: libero Bovio, ce l'abbiamo fatta. È bravo l'avvocato. Piccerilla palpita e malattia. Ci cresciello da una cercata paziella per fare ridere, per fare zumbare. Giovanettiello mangia per scanna sotto lietta per mandare a scuola, avvocato. E quando sei arrivato a dove sei arrivato, ti sei scordato di tutto, va. Ma vieni con me, avvocato. Che se potesse scatenare una voce lì a terra. Vieni con me. Con me. Mamma tu sono amore. Lo sai che mamma tu è amore e ti chiama. Meglio che ti imparava il zappatore. Lo zappatore non si scorda, ma ti chiama ancora il giorno. Mi ha ravogliato l'indosciallo nero. Dice sì, ma torna cuore, mamma sola. Se viene a pigliare l'urto, mi sospira. Ci sono, poi mi guardate. Io sono pato, sono copato e non mi può cacciare. Sono faticatore, avvocato, e mangio pane e pane. Avvocato, sia zappa a terra che è stato finora. A denuncia e passami sti mano.